Buonasera a tutti e bentrovati a questo secondo momento di Lusinis. Sin da subito il mio grazie al Terzo Teatro di Gorizia, a Flavio Vidoni e Giorgio Amodeo per questa preziosa occasione che va ad arricchire la nostra rassegna di un tassello importante, di un tassello direi fondamentale, perché lo spirito di questo nostro ritrovarci guarda proprio alle pagine lucide di Scritti Corsari, dove Pasolini analizza la famosa mutazione antropologica. Nota introduttiva di quelle pagine, Pasolini pone dei compiti, affida dei compiti al lettore, quello di ricomporre i pezzi, distinguere le contraddizioni. Il tutto chiede di farlo con un fervore filologico. Insomma, affida a noi un impegno che molto modestamente è quello che tentiamo di fare anche noi andando a caccia di lucciole per osare una visione critica della nostra realtà e magari anche intercettare visioni di futuro, avendo sempre davanti a noi una domanda: per che cosa vogliamo impegnarci? Per il progresso o per lo sviluppo? La risposta iperbolica dell'autore di Scritti Corsari la conosciamo già. Darei l'intera Montediso per una lucciola. Buona serata, grazie. Buonasera a voi tutti, il più cordiale benvenuto e a coloro che ci stanno seguendo via Facebook in streaming. Mi sia consentito prima di cominciare di ringraziare a nome del collettivo Terzo Teatro di Gorizia la Presidente del Centro Pierpaolo Pasolini, la signora Flavia Leonarduzzi, per aver creduto in questa iniziativa al punto da proporla all'amministrazione comunale, e un grazie e sentito all'assessore al dottor Fabio Cristante per averla inserita nella bella rassegna primaverile Lusinis 2021. La serata proposta dal collettivo Terzo Teatro di Gorizia prevede la lettura di 5 degli scritti corsari di Pierpaolo Pasolini, nonché di una sua poesia tra le più ricordate, che all'epoca, come del resto gli stessi scritti corsari, fece molto discutere. Quella di stasera non sarà una serata semplice, un ascolto facile, ma sarà impegnativo, faticoso, talvolta doloroso, e questo nonostante piccoli tagli di incisi effettuati per alleggerire il testo. L'allestimento poi è volutamente scarno ed essenziale per mettere in risalto le parole di Pasolini. Avremmo potuto inserire delle musiche, delle luci, delle immagini. Non lo abbiamo fatto volutamente, come gesto di omaggio alla parola dell'autore, un atto di coerenza. Come tutti ben sappiamo, con il titolo Scritti Corsari si intende la raccolta pubblicata da Garzanti contenente gli articoli che Pierpaolo Pasolini pubblicò dal 1973 al 1975 sulle pagine dei quotidiani Corriere della Sera e Paese Sera, nonché sulle riviste Tempo Illustrato, Il Mondo, Epoca e Nuova Generazione. Alla raccolta l'editore unì una sezione di documenti redatti da vari autori. Il libro uscì postumo, dopo la morte di Pasolini, nel novembre del 1975. Ebbene, in cosa consistono questi scritti corsari? Si tratta di interventi di uno spirito libero, di un intellettuale di grande valore, che hanno come tema centrale la società italiana dell'epoca, i suoi mali, le sue angosce. L'autore spicca come figura solitaria,
in un mondo di conformisti, chiaro e perspicace analista della vita che lo circonda, inclemente, inflessibile, schietto, sincero. Egli affronta quel mondo di perbenismo e di conformismo che ritiene responsabile del degrado culturale della società. Va controcorrente e ciò facendo è capace di esporre con grande lucidità e senza equivoci tesi politiche ancora oggi di grande attualità, con raro e profondo spirito critico, trattando tematiche sociali alla base di grandi scontri culturali dell'epoca, come ad esempio l'aborto e il divorzio, ma anche molti altri scottanti argomenti. Forte della sua solitaria indipendenza, che gli derivava soprattutto dalla mancanza di interessi da difendere, dall'essere fuori dal palazzo e dal non avere compromissioni con il potere, Pasolini si impegnava in una spietata e capillare indagine su quello che lui definiva lo sfascio della società italiana, diventando il testimone e il pubblico accusatore del livellamento totale, fisico e morale degli italiani, operato dalla scuola, dalla politica, dai mezzi di comunicazione di massa, in particolare dalla televisione. L'attore e regista, ma in questo caso il lettore Giorgio Amodeo, ne ha scelti 5, aggiungendo come ciliegina sulla torta una poesia di alcuni anni precedente gli scritti corsari, ma rimasta celebre per il suo anticonformismo e per la coraggiosa denuncia contenuta. Ad aprire le letture sarà proprio il primo degli scritti corsari, pubblicato dal Corriere della Sera il 7 gennaio del 1973. Giorgio Amodeo. Contro i capelli lunghi. La prima volta che ho visto i cappelloni è stato a Praga, nell'albergo dove alloggiavo. Erano entrati 2 giovani stranieri con i capelli lunghi fino alle spalle. Hanno raggiunto un angolo un po' appartato e si sono seduti a un tavolo. Sono rimasti lì seduti per una mezz'oretta, osservati dai clienti, tra cui io, poi se ne sono andati. Sia passando attraverso la gente, sia stando seduti nel loro angolo appartato, i 2 non hanno detto parola. Essi infatti non avevano affatto bisogno di parlare, il loro silenzio era rigorosamente funzionale e lo era semplicemente perché la parola era superflua. I 2 infatti usavano per comunicare con gli astanti un altro linguaggio che quello formato da parole. Ciò che sostituiva il tradizionale linguaggio verbale rendendolo superfluo era il linguaggio dei loro capelli. Si trattava di un unico segno in cui erano concentrati tutti i possibili segni di un linguaggio articolato. Qual era il senso del loro messaggio silenzioso ed esclusivamente fisico? Era questo: noi siamo 2 cappelloni. Apparteniamo a una nuova categoria umana che sta facendo la comparsa nel mondo in questi giorni, che ha il suo centro in America e che in provincia, come qui a Praga, è ignorata. Noi siamo dunque per voi una apparizione. Esercitiamo il nostro apostolato già pieni di un sapere che ci colma e ci esaurisce totalmente. Non abbiamo nulla da aggiungere oralmente e razionalmente a ciò che fisicamente e ontologicamente dicono i nostri capelli. Il sapere che ci riempie anche per tramite del nostro apostolato apparterrà un giorno anche a voi. Per ora una novità, una grande novità che crea nel mondo con lo scandalo un'attesa, la quale non verrà tradita. I borghesi fan bene a guardarci con odio e terrore, perché ciò in cui consiste la lunghezza dei nostri capelli li contesta in assoluto, ma non ci prendano per della gente maleducata e selvaggia. Noi siamo ben consapevoli della nostra responsabilità. Noi non vi guardiamo, stiamo sulle nostre. Fate così anche voi e attendete gli eventi. Io fui destinatario di questa comunicazione, fui anche subito in grado di decifrarla. Quel linguaggio privo di lessico, di grammatica, di sintassi, altro non era che una forma di quel linguaggio della presenza fisica che da sempre gli uomini sono in grado di usare. Capii e provai un'immediata antipatia per quei 2. Poi dovetti rimangiarmi l'antipatia e difendere i cappelloni dagli attacchi della polizia, dei fascisti. Fui naturalmente per principio dalla parte del Living Theatre, dei Beats, eccetera. E il principio che mi faceva stare dalla loro parte era un principio rigorosamente democratico.
I capelloni diventarono abbastanza numerosi, ma continuavano a essere misteriosamente silenziosi. I loro capelli lunghi erano il solo e vero linguaggio e poco importava aggiungervi altro. Il loro parlare coincideva col loro essere, l'ineffabilità dell'ars retorica della loro protesta. Cosa dicevano col linguaggio inarticolato consistente nel segno monolitico dei capelli, i capelloni nel 66-67? Dicevano questo: la civiltà consumistica ci ha nauseati, noi protestiamo in modo radicale, creiamo un anticorpo alle civiltà attraverso il rifiuto. Tutto pareva andare per il meglio, la nostra generazione doveva essere una generazione di integrati, ed ecco invece come si mettono in realtà le cose. Noi opponiamo la follia a un destino di executives, creiamo nuovi valori religiosi nell'entropia borghese, proprio nel momento in cui stava diventando perfettamente laica ed edonistica. Lo facciamo con un clamore rivoluzionario, perché la nostra critica verso la nostra società è totale e intransigente. Non credo che, se interrogati secondo il sistema tradizionale del linguaggio verbale, essi sarebbero stati in grado di esprimere in modo così articolato l'assunto dei loro capelli. Fatto sta che era questo che essi in sostanza esprimevano. Quanto a me, continuai per un pezzo a essere dalla loro parte, assumendoli almeno nell'elemento anarchico della mia ideologia. Il linguaggio di quei capelli, anche se ineffabilmente, esprimeva cose di sinistra, magari della nuova sinistra nata dentro l'universo borghese. Venne il 68. I capelloni furono assorbiti dal movimento studentesco, sventolarono con le bandiere rosse sulle barricate. Il loro linguaggio esprimeva sempre più cose di sinistra. Nel 69 i capelloni si erano enormemente diffusi, benché non fossero ancora numericamente la maggioranza. Lo erano però per il peso ideologico che essi avevano assunto. Ora i capelloni non erano più silenziosi, non delegavano al sistema segnico dei loro capelli la loro intera capacità comunicativa ed espressiva. Al contrario, la presenza fisica dei capelli era declassata funzione distintiva, era tornato in funzione l'uso tradizionale del linguaggio verbale, benché i capelli non parlassero più autonomamente ai destinatari frastornati. Io trovai tuttavia la forza di acuire le mie capacità decodificatrici e cercai di prestare ascolto al discorso silenzioso di quei capelli sempre più lunghi. Cosa dicevano essi ora? Dicevano: sì, è vero, diciamo cose di sinistra, il nostro senso è un senso di sinistra, ma il discorso dei capelli lunghi si fermava qui, lo dovevo integrare da solo. Con quel ma essi volevano dire due cose. Uno, la nostra ineffabilità si rivela sempre più di tipo irrazionalistico e pragmatico. La preminenza che noi silenziosamente attribuiamo all'azione è di carattere sottoculturale e quindi sostanzialmente di destra. Due, noi siamo stati adottati anche dai provocatori fascisti e costituiamo una maschera perfetta non solo dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista culturale. Infatti una sottocultura di destra può benissimo essere confusa con una sottocultura di sinistra. Insomma, capii che il linguaggio dei capelli lunghi non esprimeva più cose di sinistra, ma esprimeva qualcosa di equivoco, una destra-sinistra che rendeva possibile la presenza dei provocatori. Una decina d'anni fa un provocatore era quasi inconcepibile, infatti la sua sottocultura si sarebbe distinta anche fisicamente dalla nostra cultura. L'avremmo conosciuto dagli occhi, dal naso, dai capelli, l'avremmo subito smascherato. Ora questo non è più possibile. Nessuno mai al mondo potrebbe distinguere dalla presenza fisica un rivoluzionario da un provocatore. Destra e sinistra si sono fisicamente fuse. Siamo arrivati al 72. Ero nella cittadina di Isfahan, nel cuore della Persia, paese sottosviluppato in pieno decollo. Sulla Isfahan di una decina di anni fa è nata un'Isfahan nuova, moderna e bruttissima. Ma per le sue strade si vedono i ragazzi che si vedevano in Italia una decina di anni fa, figli dignitosi e umili, con le loro belle nuche, le loro belle facce limpide sotto i fieri ciuffi innocenti. Ed ecco che una sera vidi tra tutti quei ragazzi antichi bellissimi due esseri mostruosi. Non erano proprio dei cappelloni, ma i loro capelli erano tagliati all'europea, lunghi dietro, corti sulla fronte. Cosa dicevano questi loro capelli? Dicevano: noi non apparteniamo al numero di questi morti di fame, poveracci, sottosviluppati, rimasti indietro all'età barbarica. Noi siamo impiegati di banca, studenti, figli di gente arricchita che lavora nelle società petrolifere, conosciamo l'Europa, abbiamo letto. Noi siamo borghesi ed ecco qui i nostri capelli lunghi che testimoniano la nostra modernità internazionale di privilegiati.
Quei capelli lunghi alludevano dunque a cose di destra. Il ciclo si è compiuto. La sottocultura al potere ha assorbito la sottocultura all'opposizione, l'ha fatta propria. Con diabolica abilità ne ha fatto pazientemente una moda che, se non si può dire fascista nel senso classico della parola, è però di un'estrema destra reale. Concludo amaramente. Le maschere ripugnanti che i giovani si mettono sulla faccia rendendosi laidi come le vecchie puttane di un'ingiusta iconografia ricreano oggettivamente sulle loro fisionomie ciò che essi solo verbalmente hanno condannato per sempre, cioè la condanna radicale che essi hanno pronunciato contro i loro padri, alzando contro di essi una barriera finito con l'isolarli, impedendo un rapporto dialettico. Ora solo attraverso tale rapporto essi avrebbero potuto avere una reale coscienza storica di sé e andare avanti, superare i padri. Invece l'isolamento in cui si sono chiusi li ha tenuti fermi alla loro insopprimibile realtà storica, e ciò ha implicato un regresso. Essi sono in realtà andati più indietro dei loro padri, risuscitando nel loro aspetto fisico convenzionalità e miserie che parevano superate per sempre. Ora così i capelli lunghi dicono, nel loro linguaggio di segni non verbali, le cose della televisione o delle reclame dei prodotti, dove ormai è assolutamente inconcepibile prevedere un giovane che non abbia i capelli lunghi, fatto che oggi sarebbe scandaloso per il potere. Provo un immenso e sincero dispiacere nel dirlo. La loro libertà di portare i capelli come vogliono non è più difendibile, perché non è più libertà. È giunto il momento piuttosto di dire ai giovani che il loro modo di acconciarsi è orribile, perché servile e volgare. Anzi, è giunto il momento che essi stessi se ne accorgano e si liberino da questa loro ansia colpevole di attenersi all'ordine degradante dell'orda. Pasolini apre questi suoi interventi sui mali della società italiana lanciando i suoi strali contro i capelli lunghi, contro i cosiddetti capelloni, il cui linguaggio del corpo, secondo l'autore, stava appunto tutto quanto solo nei capelli. Un linguaggio della presenza fisica, dice Pasolini. Ma l'autore a un certo punto li considera vittime della polizia e dei fascisti e allora corre in loro difesa, fintanto che quell'espressione di rivolta antiborghese rappresentata dai capelli lunghi non diventa, secondo Pasolini, espressione propria della borghesia, meritandosi così una condanna senza attenuanti. C'è una scelta artistica nel fatto di leggere in modo veloce e provocatorio, rendendo più ostica e difficile la comprensione, perché questo era il modo di dibattere di Pasolini, che tendeva a mettere all'angolo i propri interlocutori con una quantità di espressioni e concetti che creavano sconcerto nell'uditorio. Il secondo degli scritti corsari che il Terzo Teatro ci propone stasera è il quarto e ultimo, comparso nel 1973, il 9 dicembre, ancora sul Corriere della Sera. Il titolo predisposto dalla redazione del quotidiano è stato Sfida ai dirigenti della televisione. Molti lamentano i disagi dovuti alla mancanza di una vita sociale e culturale organizzata fuori dal centro cattivo, nelle periferie buone, viste come dormitori senza verde, senza servizi, senza autonomia, senza più reali rapporti umani. Lamento retorico. Se infatti ciò di cui nelle periferie si lamenta la mancanza ci fosse, esso sarebbe comunque organizzato dal centro, quello stesso centro che in pochi anni ha distrutto tutte le culture periferiche dalle quali era assicurata una vita propria sostanzialmente libera anche alle periferie più povere e addirittura miserabili. Nessun centralismo fascista è riuscito a fare ciò che ha fatto il centralismo della civiltà dei consumi. Il fascismo proponeva un modello reazionario e monumentale, che però restava lettera morta. Le varie culture particolari, contadine, sottoproletarie, operaie,
continuavano imperturbabili a uniformarsi ai loro antichi modelli. La repressione si limitava a ottenere la loro adesione a parole. Oggi, al contrario, l'adesione ai modelli imposti dal centro è totale e incondizionata. I modelli culturali reali sono rinnegati, la biura è compiuta. Si può dunque affermare che la tolleranza dell'ideologia edonistica voluta dal nuovo potere è la peggiore delle repressioni della storia umana. Come si è potuta esercitare tale repressione? Attraverso due rivoluzioni interne all'organizzazione borghese: la rivoluzione delle infrastrutture, la rivoluzione dei sistemi di informazioni. Le strade, la motorizzazione, eccetera, hanno ormai strettamente unito la periferia al centro, abolendo ogni distanza materiale. Ma la rivoluzione del sistema di informazioni è stata ancora più radicale e decisiva. Per mezzo della televisione il centro ha assimilato a sé l'intero paese, che era così storicamente differenziato e ricco di culture originali. Ha cominciato un'opera di omologazione, distruttrice di ogni autenticità e concretezza. Ha imposto cioè i suoi modelli, che sono i modelli voluti dalla nuova industrializzazione, la quale non si accontenta più di un uomo che consuma, ma pretende che non siano concepibili altre ideologie che quella del consumo, un edonismo neolaico dimentico di ogni valore umanistico e ciecamente estraneo alle scienze umane. L'antecedente ideologia voluta e imposta dal potere era la religione e il cattolicesimo era formalmente l'unico fenomeno culturale che omologava gli italiani. Ora esso è diventato concorrente di quel fenomeno culturale omologatore che è l'edonismo di massa e come concorrente il nuovo potere già da qualche anno ha cominciato a liquidarlo. Non c'è infatti niente di religioso nel modello del giovane uomo e della giovane donna proposti e imposti dalla televisione. Essi sono due persone che avvalorano la vita solo attraverso i suoi beni di consumo e si intende vanno ancora a messa la domenica in macchina. E gli italiani hanno accettato con entusiasmo questo nuovo modello che la televisione impone loro secondo le norme della produzione creatrice di benessere, o meglio di salvezza dalla miseria. Lo hanno accettato, ma sono davvero in grado di realizzarlo? No. O lo realizzano materialmente solo in parte diventandone la caricatura, o non riescono a realizzarlo che in misura così minima da diventarne vittime. Frustrazione, addirittura ansia nevrotica sono ormai stati d'animo collettivi. Per esempio, i sottoproletari fino a pochi anni fa rispettavano la cultura e non si vergognavano della propria ignoranza, anzi erano fieri del proprio modello popolare di analfabeti, in possesso però del mistero della realtà. Guardavano con un certo disprezzo spavaldo i figli di papà, i piccoli borghesi da cui si dissociavano, anche quando erano costretti a servirli. Adesso, al contrario, si cominciano a vergognarsi della propria ignoranza. Hanno abiurato dal proprio modello culturale. Il nuovo modello che cercano di imitare non prevede l'analfabetismo e la rozzezza. I ragazzi sottoproletari umiliati cancellano dalla carta d'identità il termine del loro mestiere per sostituirlo con la qualifica di studente. Naturalmente, da quando hanno cominciato a vergognarsi della loro ignoranza, hanno cominciato a disprezzare la cultura, caratteristica piccola borghese che essi hanno subito acquisito per mimesi. Nel tempo stesso il ragazzo piccolo borghese, nell'adeguarsi al modello televisivo, diviene stranamente rozzo e infelice. Se i sottoproletari si sono imborghesiti, i borghesi si sono sottoproletarizzati. La cultura che essi producono, essendo di carattere tecnologico e strettamente pragmatico, impedisce al vecchio uomo che è ancora in loro di svilupparsi. Da ciò deriva in essi una specie di rattrappimento delle facoltà intellettuali e morali. La responsabilità della televisione in tutto questo è enorme. Non certo in quanto mezzo tecnico, ma in quanto strumento del potere, e potere essa stessa. Essa non è soltanto un luogo attraverso cui passano i messaggi, ma è un centro, elaboratore di messaggi, è il luogo dove si fa concreta una mentalità che altrimenti non si saprebbe dove collocare. È attraverso lo spirito della televisione che si manifesta lo spirito del nuovo potere. Non c'è dubbio che la televisione sia autoritaria e repressiva come mai nessun mezzo di informazione al mondo. Il giornale fascista e le scritte sui cascinali di slogan mussoliniani fanno ridere come l'aratro rispetto a un trattore. Il fascismo non è stato sostanzialmente in grado nemmeno di scalfire l'anima del popolo italiano. Il nuovo fascismo, attraverso i nuovi mezzi di comunicazione e di informazione, specie appunto la televisione, non solo l'ha scalfita, ma l'ha lacerata, violata, bruttata per sempre.
La modernità, appunto, un feticcio, secondo Pasolini, che egli identifica con la parola centro, verso il quale convergono tutte le culture, ma soprattutto e purtroppo, secondo l'intellettuale, le sottoculture o culture particolari, quelle subculture, insomma, che perfino con il fascismo erano riuscite a sopravvivere con i loro riti secolari, aderendo soltanto a parole e non certamente con i fatti al modello reazionario imposto dalla dittatura. Ebbene, il centro era riuscito a imporre il suo modello repressivo e intollerante all'intera società e con maggiore successo proprio nei confronti delle culture più deboli e indifese. La modernità è intesa da Pasolini con due rivoluzioni borghesi, quella delle infrastrutture e quella della comunicazione. Strade, autostrade, mezzi di locomozione più comodi e veloci da un lato e la televisione soprattutto dall'altro. Hanno annichilito l'intero paese, è l'accusa di Pasolini, il quale lancia uno dei suoi tanti strali al consumismo e alle nuove industrializzazioni, e per Pasolini l'omologante e uniforme edonismo di massa, nuova religione destinata a rappresentare la tradizionale religione cattolica, è proprio la televisione, la quale impone le leggi della produzione del benessere, impone modelli culturali borghesi anche al proletariato, umiliando la sua identità, creando solamente gente infelice anche fra i piccoli borghesi che cercano di adeguarsi ai modelli televisivi. E ancora una volta Pasolini mette a confronto l'oggetto del suo disappunto, diciamo così, con il fascismo, concludendo che la dittatura ha fatto meno danni all'anima del popolo italiano di quanto non sia riuscita a fare la televisione. La funzione dell'intellettuale impigliato nelle trame del mondo politico è il tema del forse più celebre degli scritti corsari, quello pubblicato dal Corriere della Sera del 14 novembre 1974 con il titolo «Che cos'è questo golpe?». Io so i nomi dei responsabili di quello che viene chiamato golpe. Io so i nomi dei responsabili della strage di Milano del 12 dicembre 69. Io so i nomi dei responsabili delle stragi di Brescia e di Bologna dei primi mesi del 74. Io so i nomi del vertice che ha manovrato sia i vecchi fascisti ideatori di golpe, sia i neofascisti autori materiali delle prime stragi, sia infine gli ignoti autori materiali delle stragi più recenti. Io so i nomi che hanno gestito le due fasi della tensione, una prima fase anticomunista, Milano 69, e una seconda fase antifascista, Brescia e Bologna 74. Io so i nomi del gruppo dei potenti che con l'aiuto della CIA in secondo ordine dei colonnelli greci e della mafia hanno prima creato una crociata anticomunista a tamponare il 68 e in seguito, sempre per ispirazione della CIA, si sono ricostituiti una verginità antifascista a tamponare il disastro del referendum. Io so i nomi di coloro che tra una messa e l'altra hanno dato le disposizioni e assicurato la protezione politica a vecchi generali, a giovani neofascisti e infine a criminali comuni fino a questo momento e forse per sempre senza nome. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro dei personaggi grigi e puramente organizzativi come il generale Miceli. Io so i nomi delle persone serie e importanti che stanno dietro ai tragici ragazzi che hanno scelto le suicidi e atrocità fasciste e ai malfattori comuni siciliani o no che sono messi a disposizione come killer e sicari. Io so tutti questi nomi e so tutti i fatti di cui si sono resi colpevoli. Io so! Ma non ho le prove. Non ho nemmeno gli indizi. Io so perché sono un intellettuale, uno scrittore che cerca di seguire tutto ciò che succede, di conoscere tutto ciò che se ne scrive, di immaginare tutto ciò che non si sa o che si tace, che coordina fatti anche lontani, che mette insieme i pezzi disorganizzati e frammentari di un intero coerente quadro politico, che ristabilisce la logica là dove sembrano regnare l'arbitrarietà, la follia, il mistero. Tutto ciò fa parte del mio mestiere, dell'istinto del mio mestiere. Credo sia difficile che il mio progetto di romanzo sia sbagliato, che non abbia cioè un'attinenza con la realtà, che i suoi riferimenti a fatti e persone reali siano inesatti. Credo inoltre che molti
molti altri intellettuali e romanzieri sappiano ciò che so io in quanto intellettuale e romanziere, perché la ricostruzione della verità non è poi così difficile. Tale verità sta dietro una grande quantità di interventi anche giornalistici e politici, cioè non di immaginazione o di finzione come per sua natura il mio. Ora il problema è questo. I giornalisti e i politici, pur avendo forse delle prove e certamente degli indizi, non fanno i nomi. A chi dunque compete fare questi nomi? Evidentemente a chi non solo ha il necessario coraggio, ma insieme non è compromesso nella pratica col potere, inoltre non ha niente da perdere, cioè un intellettuale dunque potrebbe benissimo fare pubblicamente questi nomi, ma egli non ha né prove né indizi. Il potere ha escluso gli intellettuali liberi dalla possibilità di avere prove e indizi. Mi si potrebbe obiettare che io potrei entrare in quel mondo esplicitamente politico, compromettermi con esso e quindi partecipare del diritto di avere con una certa alta probabilità prove e indizi. Ma a tale obiezione io risponderei che ciò non è possibile, perché proprio la ripugnanza ad entrare in un simile mondo politico che si identifica col mio potenziale coraggio a dire la verità, cioè a fare i nomi. Il coraggio intellettuale della verità e la pratica politica sono due cose inconciliabili in Italia. All'intellettuale, disprezzato da tutta la borghesia italiana, si deferisce un mandato falsamente alto e nobile, in realtà servile, quello di dibattere i problemi morali e ideologici. Se egli vie meno a questo mandato, viene considerato traditore del suo ruolo. Si grida subito al tradimento dei chierici. Gridare al tradimento dei chierici è un alibi, una gratificazione per i politici e per i servi del potere. Ma non esiste solo il potere, esiste anche un'opposizione al potere. In Italia questa opposizione è così vasta da essere un potere essa stessa. Mi riferisco naturalmente al Partito Comunista Italiano. È certo che in questo momento la presenza di un grande partito all'opposizione come il Partito Comunista è la salvezza dell'Italia e delle sue povere istituzioni democratiche. Il Partito Comunista è un paese pulito in un paese sporco, un paese onesto in un paese disonesto, un paese intelligente in un paese idiota, un paese colto in un paese ignorante, un paese umanistico in un paese consumistico. In questi ultimi anni tra il Partito Comunista e il resto d'Italia si è aperto un baratro per cui il Partito Comunista è divenuto appunto un paese separato, un'isola. Ed è proprio per questo che esso può oggi avere rapporti stretti come non mai col potere effettivo, corrotto, inetto, degradato, ma si tratta di rapporti diplomatici quasi da nazione a nazione. In realtà le due morali sono incommensurabili intese nella loro concretezza, nella loro totalità. È possibile proprio su queste basi prospettare quel compromesso realistico che forse salverebbe l'Italia dal completo sfacelo. Compromesso che sarebbe però in realtà un'alleanza tra due stati confinanti, tra due stati incastrati l'uno nell'altro. Ma proprio tutto ciò che di positivo detto sul Partito Comunista ne costituisce anche il momento relativamente negativo. La divisione del paese in due paesi, uno affondato nella degradazione e nella degenerazione, l'altro in atto e non compromesso, non può essere una ragione di pace e di costruttività. Inoltre, concepita come l'ho qui delineata, cioè come un paese nel paese, l'opposizione si identifica con un altro potere che tuttavia è sempre potere. Di conseguenza gli uomini politici di tale opposizione non possono non comportarsi anch'essi come uomini di potere. Nel caso specifico anch'essi hanno deferito agli intellettuali un mandato stabilito da loro e se l'intellettuale viene meno a questo mandato, ecco che egli è, con somma soddisfazione di tutti, un traditore. Ora, perché neanche gli uomini politici dell'opposizione, se hanno prove o almeno indizi, non fanno i nomi dei responsabili reali, cioè politici dei golpe e delle spaventose stragi di questi anni? È semplice. Essi non li fanno nella misura in cui distinguono verità politica da pratica politica e quindi neanche essi mettono al corrente di prove e indizi l'intellettuale non funzionario, non se lo sognano nemmeno data l'oggettiva situazione di fatto. L'intellettuale deve continuare ad attenersi a quello che gli viene imposto come suo dovere e iterare il proprio modo codificato di intervento. Lo so bene che non è il caso di fare pubblicamente una mozione di sfiducia contro l'intera classe politica, non è diplomatico, non è opportuno. Ma queste sono categorie della politica, non della verità politica, quella che l'impotente intellettuale è tenuto a servire. Ebbene, proprio perché io non posso fare i nomi dei responsabili dei tentativi di colpo di Stato e delle stragi, io non posso non pronunciare la mia debole e ideale accusa contro l'intera classe politica italiana. E lo faccio in quanto io credo nella politica, credo nei principi formali della democrazia, credo nel Parlamento e credo nei partiti e naturalmente attraverso la mia particolare ottica, che è quella di un comunista.
Sono pronto a ritirare la mia mozione di sfiducia solo quando un uomo politico deciderà di fare i nomi dei responsabili dei colpi di Stato e delle stragi che evidentemente egli sa come me, ma su cui, a differenza di me, non può non avere prove o almeno indizi. Probabilmente, se il potere americano lo consentirà, magari decidendo diplomaticamente di concedere a un'altra democrazia ciò che la democrazia americana si è concessa a proposito di Nixon, questi nomi prima o poi saranno detti. Ma a dirli saranno uomini che hanno condiviso con essi il potere come minori responsabili contro maggiori responsabili. Questo sarebbe in definitiva il vero colpo di Stato. Io so, diceva dunque Pasolini, riferendosi all'identità degli autori delle stragi di Milano, di Brescia, di Bologna, nonché del presunto golpe. Io so chi sono, dice Pasolini, ma non ne ho le prove, né indizi, cose che sicuramente, dice, i politici hanno, e non soltanto quelli della maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione. L'intellettuale si rivolge quindi a quelli che non riescono a vedere e parla in nome di quelli che non possono dire. La sua posizione è estremamente pericolosa nel momento in cui bisogna dire le cose come appaiono e con la verità che mostrano. Pasolini deve dunque scegliere o diventare un intellettuale del sistema o dire tutto, ovvero fare i nomi. Ma dire tutto avrebbe significato dire 3 verità: che il capitale era totale, che il potere era assoluto e quindi non c'era o non c'era più opposizione, che bisognava dire la verità. La terza verità, infatti, per l'intellettuale consisteva nell'avere il coraggio di rivelare le 2 precedenti. Dire la verità perciò era resistere alla tentazione di essere integrati, evitare che il potere e la cultura potessero strumentalizzarlo. Rendere nota la verità voleva dire non accettare il nuovo potere, quello dei consumi, e avere il coraggio, la capacità, di parlare nel silenzio che lo circonda, tra i mugolii e gli sghignazzi della classe colta e l'afasia dei giovani. Dire la verità significava disobbedire, criticare, uscire dalla massa, essere diversi, criticare anche la propria parte politica che sa e non dice. Pasolini afferma che lui sa perché lui è un intellettuale, uno scrittore, che cerca di seguire tutto ciò che gli accade intorno, di sapere tutto ciò di cui si scrive e di immaginare ciò che non si conosce direttamente o che viene taciuto. Uno che mette in fila i frammenti di accadimenti anche remoti e che ripristina razionalmente gli eventi là dove sembra regnare il mistero. Tutto ciò, dice Pasolini, fa parte del mio mestiere e dell'istinto del mio mestiere. Indubbiamente controcorrente e anticonformista è il primo articolo del 1975, uscito sul Corriere della Sera del 19 gennaio, con il titolo secco e declamatorio nello stesso tempo: Sono contro l'aborto. Sono traumatizzato della legalizzazione dell'aborto perché la considero una legalizzazione dell'omicidio. Nei sogni io vivo la mia vita prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne. So che là io ero esistente. Che la vita sia sacra è ovvio, è un principio più forte ancora che ogni principio della democrazia.
La prima cosa che vorrei dire è questa. A proposito dell'aborto, è il primo e unico caso in cui i radicali e tutti gli abortisti democratici più rigorosi si appellano alla realpolitik e quindi ricorrono alla prevaricazione cinica dei dati di fatto e del buonsenso. Se si sono posti sempre il problema di quali siano i principi reali da difendere, questa volta non l'hanno fatto. Ora non c'è un solo caso in cui i principi reali coincidano con quelli che la maggioranza considera propri diritti. Nel contesto democratico si lotta per la maggioranza, ma si trova che la maggioranza nella sua santità ha sempre torto, perché il suo conformismo è sempre per propria natura brutalmente repressivo. Perché io considero non reali i principi su cui i radicali e i progressisti fondano la loro lotta per la legalizzazione dell'aborto? Per una serie caotica, tumultuosa, emozionante di ragioni. Io so intanto che la maggioranza è già tutta per la legalizzazione dell'aborto. L'aborto legalizzato è un'enorme comodità per la maggioranza, soprattutto perché renderebbe ancora più facile il coito a cui non ci sarebbero praticamente più ostacoli. Ma questa libertà del coito della coppia, così come concepita dalla maggioranza, da chi è stata fatta entrare in modo ormai irreversibile nelle abitudini? Dal potere dei consumi, dal nuovo fascismo. Esso si è impadronito delle esigenze di libertà liberali e progressiste e facendo le sue le ha vanificate, ha cambiato loro la natura. Oggi la libertà sessuale è in realtà una convenzione, un obbligo, un dovere sociale, un'ansia sociale, una caratteristica irrinunciabile della vita del consumatore. La falsa liberalizzazione del benessere ha creato una situazione altrettanto insana che quella dei tempi della povertà. Infatti, primo, risultato di una libertà sessuale regalata dal potere è una vera e propria generale nevrosi. La facilità ha creato l'ossessione perché è una facilità indotta e imposta, protegge unicamente la coppia, non solo matrimoniale, e la coppia ha finito dunque col diventare una condizione parossistica anziché diventare un segno di libertà e felicità. Secondo, tutto ciò che è sessualmente diverso è ignorato e respinto, con una violenza pari solo a quella nazista. Dei lager, i sessualmente diversi sono finiti là. È vero, a parole il nuovo potere estende la sua falsa tolleranza anche alle minoranze. Non è da escludersi che prima o poi alla televisione se ne parli pubblicamente. In compenso, l'enorme maggioranza è divenuta di un'intolleranza così rozza, violenta, infame, come non è mai successo nella storia italiana. Si è avuto in questi anni antropologicamente un enorme fenomeno di abiura. Il popolo italiano, insieme alla povertà, non vuole neanche più ricordare la sua reale tolleranza, che il nuovo potere vuole finita per sempre, e questa stessa massa che per decisione del potere, passando sopra la vecchia convenzione clerico-fascista, è disposta ad accettare la legalizzazione dell'aborto e quindi l'abolizione di ogni ostacolo nel rapporto della coppia consacrata. Ora tutti, dai radicali a Fanfani, quando parlano dell'aborto, omettono di parlare di ciò che logicamente lo precede, cioè il coito, omissione estremamente significativa. Il coito continua a restare tabù, è chiaro, ma per quanto riguarda i radicali la cosa non si spiega certamente col tabù. Essa indica invece l'omissione di un sincero, rigoroso e completo esame politico. Infatti il coito è politico. Dunque non si può parlare politicamente dell'aborto senza considerare come politico il coito. Non si possono vedere i segni di una condizione sociale e politica nell'aborto senza vedere gli stessi segni anche nella sua causa, cioè nel coito. Ora il coito di oggi sta diventando politicamente molto diverso da quello di ieri. Il contesto politico di oggi è già quello della tolleranza e quindi il coito è un obbligo sociale, mentre il contesto politico di ieri era la repressività e quindi il coito al di fuori del matrimonio era scandalo. Ecco dunque un primo errore di realpolitik che io ravviso nell'azione dei radicali e dei progressisti nella loro lotta per la legalizzazione dell'aborto. Essi isolano il problema dell'aborto. Il secondo errore più grave è il seguente. I radicali e gli altri progressisti che si battono in prima fila per la legalizzazione dell'aborto lo riducono a un caso da affrontare con spirito pratico. Ma ciò è sempre colpevole. Il contesto in cui bisogna inserire il problema dell'aborto è ben più ampio e va ben oltre l'ideologia dei partiti. Il contesto in cui va inserito l'aborto è quello ecologico e la tragedia demografica che si presenta come la più grave minaccia alla sopravvivenza dell'umanità. In tale contesto la figura dell'aborto cambia forma e natura e in un certo senso può anche esserne giustificata una forma di legalizzazione. Se i legislatori non arrivassero sempre in ritardo potrebbero risolvere tutto rubricando il reato dell'aborto
dell'aborto in quello più vasto dell'eutanasia, privilegiandolo di una specie di attenuanti di carattere ecologico. Non per questo esso cesserebbe di essere formalmente un reato e di apparire tale alla coscienza. Ed è questo principio che i miei amici radicali dovrebbero difendere, anziché buttarsi in un pasticcio estremamente sensato, ma alquanto pietistico, di ragazzi madre o di femministe angosciati in realtà da altro. Qual è il quadro in cui la nuova figura del reato di eutanasia dovrebbe iscriversi? Eccolo. Un tempo la coppia era benedetta, oggi è maledetta. La convenzione, i giornalisti imbecilli continuano a intenerirsi sulla coppietta, non accorgendosi che si tratta di un piccolo patto criminale. E così i matrimoni, un tempo essi erano feste, la loro stessa istituzionalità era meno forte del fatto che li istituiva, un fatto felice, festoso. Ora invece i matrimoni sembrano tutti dei grigi, affrettati riti funebri. La ragione di queste cose terribili è chiara. Un tempo la specie doveva lottare per sopravvivere e quindi le nascite dovevano superare le morti. Oggi invece la specie, se vuole sopravvivere, deve fare in modo che le nascite non superino le morti. Quindi ogni figlio che un tempo nasceva essendo garanzia di vita era benedetto, ogni figlio che nasce oggi è un contributo all'autodistruzione dell'umanità e quindi è maledetto. Siamo così giunti al paradosso che ciò che si diceva contro natura è naturale e ciò che si diceva naturale è contro natura. In conclusione, prima dell'universo del parto e dell'aborto c'è l'universo del coito, ed è l'universo del coito a condizionare l'universo del parto e dell'aborto. Chi si occupa politicamente dell'universo del parto e dell'aborto non può considerare come ontologico l'universo del coito se non a patto di essere meschinamente realistico. Tale universo include una maggioranza che considera intoccabili tutte le sue istituzioni. Il suo fondo è tuttora clerico-fascista. L'idea dell'assoluto privilegio della normalità è tanto naturale quanto volgare, addirittura criminale. Tutto si configura come un diritto, anche ciò che si oppone a tale diritto viene assunto conformisticamente. Per inerzia, la guida di tutta questa violenza maggioritaria è ancora la Chiesa cattolica. Se non che, nell'ultimo decennio è intervenuta la civiltà dei consumi. C'è un nuovo potere falsamente tollerante che ha rilanciato in scala enorme la coppia, privilegiandola di tutti i diritti del suo conformismo. A tale potere non interessa però una coppia creatrice di prole, proletaria, ma una coppia consumatrice, piccolo borghese, in pectore, e saggia dunque l'idea della legalizzazione dell'aborto. Non mi risulta che gli abortisti abbiano messo in discussione tutto questo, mi risulta invece che tacciano del coito e ne accettino dunque la sua totale istituzionalità irremovibile e naturale. La mia opinione estremamente ragionevole invece è questa: anziché lottare contro la società che condanna l'aborto, bisogna lottare sul piano della causa dell'aborto, cioè sul piano del coito. Si tratta di due lotte ritardate, ma almeno quella sul piano del coito ha il merito di un'infinitamente maggiore potenzialità di implicazioni. C'è da lottare prima di tutto contro la falsa tolleranza del nuovo potere dei consumi, distinguendosene con tutta l'indignazione del caso. E poi c'è da imporre alla retroguardia, ancora clerico-fascista, tutta una serie di liberalizzazioni reali riguardanti appunto il coito e dunque i suoi effetti, anticoncezionali, pillole, tecniche amatorie diverse, una moderna moralità dell'onore sessuale, eccetera, eccetera. Basterebbe che tutto ciò fosse democraticamente diffuso dalla stampa e soprattutto dalla televisione. Il problema dell'aborto verrebbe in sostanza vanificato, pur restando come deve essere una colpa e quindi un problema della coscienza. Tutto ciò è utopistico? È folle pensare che un'autorità compaia al video reclamizzando diverse tecniche amatorie? Ebbene, non sono certo gli uomini con cui qui io polemizzo che debbano spaventarsi di questa difficoltà. Per quanto io ne so per essi, ciò che conta è il rigore del principio democratico, non il dato di fatto. Infine, molti, privi della razionale capacità di comprensione, accuseranno questo mio intervento di essere personale, particolare, minoritario. Ebbene, è una dimostrazione della sua totale libertà e autonomia di pensiero, un esempio notevole di scontro tra etica e politica.
Pasolini qui parla di socialità della vita, di cinica prevaricazione dei dati di fatto del buonsenso da parte dei radicali e di tutti gli abortisti democratici. Lui notoriamente non sta mai dalla parte della maggioranza e neppure in questo caso, in cui la maggioranza si è già tutta espressa per la legalizzazione dell'aborto. Il motivo di questa scelta maggioritaria del popolo italiano, secondo Pasolini, testualmente, l'aborto legalizzato sarebbe un'enorme comodità per la maggioranza perché, cito ancora l'autore, renderebbe ancora più facile il coito nei confronti del quale praticamente non ci sarebbero più ostacoli di sorta. A far entrare questa idea nella maggioranza degli italiani sarebbe stato, dice Pasolini, il potere dei consumi, alias il novello fascismo, diventato padrone delle esigenze di libertà e progresso, volte però a suo pro, sconvolgendole la natura. Insomma, l'aborto legalizzato sarebbe per Pasolini una falsa liberazione del benessere, il cui primo risultato sarebbe, cito il testo, una vera e propria nevrosi generale. L'attualità di questo articolo emerge laddove Pasolini intravede nella legalizzazione dell'aborto una profonda ignoranza e il respingimento di, cito ancora testualmente, tutto ciò che sessualmente è diverso. E ciò sarebbe ignorato e respinto, cito ancora, con una violenza pari solo a quella nazista dei lager, anche se il nuovo potere estende, dice ancora Pasolini, la sua falsa tolleranza anche alle minoranze. E l'atto d'accusa alla maggioranza del popolo italiano favorevole all'aborto si fa ancora più radicale laddove dice che, insieme alla povertà, il popolo italiano non vuole più ricordare la sua reale tolleranza. E la conclusione pasoliniana sulla vicenda aborto è la politicizzazione del coito, nonché l'esito ecologico, la tragedia demografica, la definisce l'autore, che si presenta come, dice Pasolini, la più grave minaccia alla sopravvivenza dell'umanità. Liberalizzare il coito è, infine, l'appello dell'autore, non l'aborto, che deve restare una colpa, un problema della coscienza. Nel quinto e ultimo degli scritti corsari proposti questa sera c'è tutta l'angoscia pasoliniana per la sparizione dell'antica civiltà contadina, quell'Arcadia a cui si contrappone la tenebra di un mondo dal quale sono scomparse le lucciole, un mondo devastato da una mutazione di cui Pasolini è diventato il più lucido e veemente denunziatore. Nei primi anni 60, a causa dell'inquinamento dell'aria e soprattutto in Campania a causa dell'inquinamento dell'acqua, sono cominciate a scomparire le lucciole. Il fenomeno è stato fulmineo e folgorante. Dopo pochi anni le lucciole non c'erano più, sono ora un ricordo abbastanza straziante del passato. Quel qualcosa che è accaduto una decina di anni fa lo chiamerò dunque scomparsa delle lucciole. Il regime democristiano ha avuto due fasi assolutamente distinte. La prima fase di tale regime, come giustamente hanno insistito a chiamarli radicali, è quella che va dalla fine della guerra alla scomparsa delle lucciole. La seconda fase è quella che va dalla scomparsa delle lucciole a oggi. Osserviamole una alla volta. Prima della scomparsa delle lucciole. La continuità tra fascismo fascista e fascismo democristiano è completa e assoluta. La mancata epurazione, la continuità dei codici, la violenza poliziesca, il disprezzo per la Costituzione, la democrazia che gli antifascisti democristiani opponevano alla dittatura fascista era spudoratamente formale.
si fondava su una maggioranza assoluta ottenuta attraverso i voti di enormi strati di ceti medi e di enormi masse contadine gestiti dal Vaticano. Tale gestione del Vaticano era possibile solo se fondata su un regime totalmente repressivo. In tale universo i valori che contavano erano gli stessi che per il fascismo: la Chiesa, la patria, la famiglia, l'obbedienza, la disciplina, l'ordine, il risparmio, la moralità. Tali erano anche reali, appartenevano cioè alle culture particolari e concrete che costituivano l'Italia arcaicamente agricola e palindustriale, ma nel momento in cui venivano assunti a valori nazionali non potevano che perdere ogni realtà e diventare atroce, stupido, repressivo conformismo di Stato. Il conformismo del potere fascista e democristiano, provincialità, rozzezza e ignoranza sia dell'elite che delle masse erano uguali, sia durante il fascismo che durante la prima fase del regime democristiano. Paradigmi di questa ignoranza erano il pragmatismo e il formalismo vaticani. Tutto ciò risulta chiaro e inequivocabile oggi, perché allora si nutrivano da parte degli intellettuali e degli oppositori insensate speranze. Si sperava che tutto ciò non fosse completamente vero e che la democrazia formale contasse in fondo qualcosa. Durante la scomparsa delle lucciole, sia il grande paese che si stava formando dentro il paese, cioè la massa operaia e contadina organizzata dal PC, sia gli intellettuali, anch'essi più avanzati e critici, non si erano accorti che le lucciole stavano scomparendo. Essi erano informati abbastanza bene dalla sociologia che in quegli anni aveva messo in crisi il metodo dell'analisi marxista, ma non erano informazioni ancora non vissute, in sostanza formalistiche. Nessuno poteva sospettare la realtà storica che sarebbe stato l'immediato futuro, né identificare quello che allora si chiamava benessere con lo sviluppo che avrebbe dovuto realizzare in Italia per la prima volta pienamente il genocidio di cui nel manifesto parlava Marx. Dopo la scomparsa delle lucciole, i valori nazionalizzati e quindi falsificati del vecchio universo agricolo e paleocapitalistico, chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio e moralità, non contano più. A sostituirli sono i valori di un nuovo tipo di civiltà totalmente altra rispetto alla civiltà contadina e palindustriale. Questa esperienza è stata fatta già da altri stati, ma in Italia essa è del tutto particolare perché si tratta della prima unificazione reale subita dal nostro paese. Il trauma italiano dal contatto tra arcaicità pluralistica e livellamento industriale ha forse un solo precedente: la Germania prima di Hitler. Anche qui i valori delle diverse culture particolaristiche sono stati distrutti dalla violenta omologazione dell'industrializzazione, con la conseguente formazione di quelle enormi masse non più antiche, contadine, artigiane, non ancora moderne, borghesi, che hanno costituito il selvaggio, aberrante, imponderabile corpo delle truppe naziste. In Italia sta succedendo qualcosa di simile e con ancora maggiore violenza, poiché l'industrializzazione degli anni 70 costituisce una mutazione decisiva anche rispetto a quella tedesca di 50 anni fa. Non siamo più di fronte a tempi nuovi, ma a una nuova epoca della storia umana, di quella storia umana le cui scadenze sono millenaristiche. Era impossibile che gli italiani reagissero peggio di così al tale trauma storico. Esso sono divenuti in pochi anni un popolo degenerato, ridicolo, mostruoso, criminale. Basta soltanto uscire per strada per capirlo. Ma per capire i cambiamenti della gente bisogna amarla. Io purtroppo questa gente italiana l'avevo amata, si trattava di un amore reale, radicato nel mio modo di essere. Ho visto dunque coi miei sensi il comportamento coatto del potere dei consumi ricreare e deformare la coscienza del popolo italiano fino a un'irreversibile degradazione. Cosa che non era accaduta durante il fascismo fascista, periodo in cui il comportamento era completamente dissociato dalla coscienza. Vanamente il potere totalitario reiterava le sue imposizioni comportamentistiche. La coscienza non ne era implicata. I modelli fascisti non erano che maschere da mettere e levare. Quando il fascismo fascista è caduto, tutto è tornato come prima. La distinzione tra il fascismo fascista e il fascismo di questa seconda fase del potere democristiano non solo non ha confronti nella nostra storia, ma probabilmente nell'intera storia. Io tuttavia scrivo il presente articolo per una regione molto diversa. Eccola. Tutti i miei lettori saranno certamente accorti del cambiamento dei potenti democristiani.
Essi sono diventati delle maschere funebri, è vero, essi continuano a sfoderare radiosi sorrisi, nelle loro pupille si raggruma della vera, beata luce di buon umore, cosa che agli elettori piace. Inoltre i nostri potenti continuano imperterriti, i loro sproloqui incomprensibili in cui galleggiano i flatus vocis delle solite promesse stereotipe. In realtà essi sono appunto delle maschere. Sono certo che a sollevarle ci sarebbe nulla, il vuoto. Oggi in realtà in Italia c'è un drammatico vuoto di potere, ma è questo il punto. Non un vuoto di potere legislativo, esecutivo, non un vuoto di potere dirigenziale, né infine un vuoto di potere politico, ma un vuoto di potere in sé. Come siamo giunti a questo vuoto? O meglio, come ci sono giunti gli uomini di potere? La spiegazione è semplice. Gli uomini di potere democristiani sono passati dalla fase delle lucciole alla fase della scomparsa delle lucciole senza accorgersene. Per quanto ciò possa sembrare prossimo alla criminalità, la loro inconsapevolezza è stata assoluta. Non hanno sospettato che il potere che essi detenevano non stava semplicemente subendo una normale evoluzione, ma stava cambiando radicalmente natura. Essi si sono illusi che nel loro regime tutto sostanzialmente sarebbe stato uguale, che avrebbero potuto contare in eterno sul Vaticano, senza accorgersi che il potere non sapeva più che farsene del Vaticano, quale centro di vita contadina, retrograda, povera. Essi si erano illusi di poter contare in eterno su un esercito nazionalista come i loro predecessori fascisti e non vedevano che il potere già manovrava per gettare le basi di eserciti nuovi in quanto transnazionali, quasi polizie tecnocratiche. E lo stesso si dica per la famiglia, costretta dai tempi del fascismo al risparmio, alla moralità. Ora il potere dei consumi impone ad essa cambiamenti radicali fino ad accettare il divorzio e potenzialmente tutto il resto senza più limiti. Gli uomini del potere democristiani hanno subito tutto questo credendo di amministrarlo. Non si sono accorti che esso era altro, incommensurabile non solo a loro, ma tutta una forma di civiltà. Come sempre, solo nella lingua si sono avuti dei sintomi. Nella fase di transizione, ossia durante la scomparsa delle lucciole, gli uomini di potere democristiani hanno quasi bruscamente cambiato il loro modo di esprimersi, adottando un linguaggio completamente nuovo, incomprensibile, come il latino, specialmente Aldo Moro, cioè colui che appare come il meno implicato di tutti nelle cose orribili che sono state organizzate dal 69 a oggi, nel tentativo di conservare comunque il potere. Nella realtà i potenti democristiani coprono, con le loro manovre d'automi e i loro sorrisi, il vuoto. Il potere reale procede senza di loro ed essi non hanno più nelle mani che quegli inutili apparati che di essi rendono reale nient'altro che il luttuoso doppio petto. Tuttavia, nella storia il vuoto non può sussistere. Esso può essere predicato solo in astratto e per assurdo. È probabile che in effetti il vuoto stia già riempiendosi attraverso una crisi e un riassestamento che non può non sconvolgere l'intera nazione. Ne è un indice l'attesa morbosa del colpo di Stato, quasi che si trattasse soltanto di sostituire il gruppo di uomini che ci hanno tanto spaventosamente governati per 30 anni, portando l'Italia al disastro economico, ecologico, urbanistico, antropologico. In realtà la falsa sostituzione di queste teste di legno con altre teste di legno non meno funereamente carnevalesche non servirebbe a niente. Il potere reale che da una decina di anni le teste di legno hanno servito senza accorgersi della sua realtà, ecco qualcosa che potrebbe aver già riempito il vuoto di tale potere reale. Noi abbiamo immagini astratte, in fondo apocalittiche. Non sappiamo raffigurarci quali forme esso assumerebbe, sostituendosi direttamente ai servi che lo hanno preso per un semplice modernizzazione di tecniche. Ad ogni modo, quanto a me sia chiaro, io, ancorché multinazionale, darei l'intera Montedison per una lucciola. Al termine di questo incontro del Terzo Teatro di Gorizia con gli scritti corsari di Pasolini, sarà protagonista una poesia dell'intellettuale pubblicata dall'Espresso il 16 giugno del 1968, quindi al di fuori degli scritti corsari. Tornando all'ultima lettura, il confronto reale dunque tra fascismi non può essere effettuato cronologicamente tra il fascismo fascista e il fascismo democristiano, ma tra il fascismo fascista e il fascismo
radicalmente, totalmente, imprevedibilmente nuovo che è nato da quel qualcosa che è successo una decina di anni fa, scriveva. Così scriveva tra l'altro Pasolini nella prima parte del lungo articolo che abbiamo ascoltato. La scomparsa delle lucciole a causa dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua segna dunque per Pasolini un momento di divisione, una cesura tra un prima e un dopo, con un durante di generale assopimento in cui nessuno si accorgeva di ciò che stava accadendo, né i democristiani al potere né i comunisti all'opposizione. Un prima in cui, secondo Pasolini, i democristiani al potere da 30 anni non erano altro che dei fascisti mascherati e la loro opposizione alla dittatura fascista altro non era che una spudorata formalità. Un durante in cui neppure la massa organizzata del PC, come pure gli intellettuali organici, si erano accorti che le lucciole stavano scomparendo. E un dopo in cui i valori del vecchio universo agricolo e paleocapitalistico, quali Chiesa, patria, famiglia, obbedienza, ordine, risparmio, moralità, hanno perso ogni valenza. Il valore che ha unificato l'Italia dal nord al sud, isole comprese, è il consumismo, il cui potere, dice Pasolini, ricrea e deforma la coscienza del popolo italiano. Cosa che, precisa ancora, non era riuscita alla dittatura fascista quando il comportamento della maggior parte degli italiani era dissociato dalla coscienza. Allora adesso ascoltiamo come ultimo omaggio a Pasolini da parte del Terzo Teatro di Gorizia la poesia pubblicata dall'Espresso il 16 giugno del 1968, quindi al di fuori dagli scritti corsari, in cui il poeta rievoca la battaglia di Valle Giulia del 1 marzo di quello stesso anno. Mi dispiace. La polemica contro il PC andava fatta nella prima metà del decennio passato. Siete in ritardo, cari. Non ha nessuna importanza se allora non eravate ancora nati, peggio per voi. Adesso i giornalisti di tutto il mondo, compresi quelli delle televisioni, vi leccano, come ancora si dice nel linguaggio goliardico, il culo. Io no, cari. Avete facce di figli di papà. Vi odio come odio i vostri papà, buona razza non mente. Avete lo stesso occhio cattivo, siete pavidi, incerti, disperati, benissimo, ma sapete anche come essere prepotenti, ricattatori, sicuri e sfacciati, prerogative piccolo borghesi, cari. Quando ieri a Valle Giulia avete fatto a botte coi poliziotti, io simpatizzavo coi poliziotti, perché i poliziotti sono figli di poveri. Vengono da subtopie contadine, urbane che siano, quanto a me conosco assai bene il loro modo di essere stati bambini e ragazzi, le preziose 1000 lire, il padre rimasto ragazzo anche lui a causa della miseria che non dà autorità, la madre incallita come un facchino, tenera per qualche malattia come un uccellino, i tanti fratelli, la casupola tra gli orti con la salvia rossa, i terreni altrui lozzizzati, i bassi sulle cloache, gli appartamenti nei grandi caseggiati popolari, eccetera, eccetera. E poi guardateli come li vestono, come pagliacci con quella stoffa ruvida che puzza di rancio, furerie e popolo. Peggio di tutto naturalmente lo stato psicologico in cui sono ridotti per una quarantina di 1000 lire al mese, senza più sorriso, senza più amicizia al mondo, separati, esclusi in un tipo di esclusione che non ha uguali, umiliati dalla perdita della qualità di uomini per quella di poliziotti, l'essere odiati fa odiare. Hanno 20 anni, la vostra età, cari e care. Siamo ovviamente d'accordo contro l'istituzione della polizia, ma prendetevela contro la magistratura e vedrete i ragazzi poliziotti che voi, per sacro teppismo di eletta tradizione risorgimentale di figli di papà avete bastonato, appartengono all'altra classe sociale.
A Valli Giulia ieri si è così avuto un frammento di lotta di classe e voi cari, benché dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti che erano dalla parte del torto erano i poveri. Bella vittoria dunque la vostra. In questi casi ai poliziotti si danno i fiori, cari. Stampa, Corriere della Sera, Newsweek e Monde vi leccano il culo. Siete i loro figli, la loro speranza, il loro futuro. Se vi rimproverano non si preparano certo a una lotta di classe contro di voi. Semmai si tratta di una lotta intestina. Per chi intellettuale operaio è fuori da questa vostra lotta è molto divertente l'idea che un giovane borghese riempia di botte un vecchio borghese, che un vecchio borghese mandi in galera un giovane borghese. Blandamente i tempi di Hitler ritornano. La borghesia ama punirsi con le proprie mani. Pasolini prende dunque le difese dei poliziotti che si erano scontrati con i giovani rivoluzionari romani. I figli del proletariato, i poliziotti, picchiati dai figli di papà, gli universitari, epigoni della borghesia ottocentesca, tanto invisa l'autore. Io simpatizzavo con i poliziotti, dice il poeta. Si è avuto un frammento di lotta di classe e voi, dice agli studenti, anche se stavate dalla parte della ragione, eravate i ricchi, mentre i poliziotti, che erano dalla parte del torto, erano i poveri. Sono anni difficili quelli in cui Pasolini scrive questi pezzi. Sono gli anni della cosiddetta strategia della tensione, che anticiperà gli anni di piombo. È il giornale della borghesia per eccellenza, il Corriere della Sera, nel momento in cui la proprietaria Giulia Maria Crespi, volendo dargli una linea meno conservatrice, affida la direzione a Piero Ottone, inizia una collaborazione con Pierpaolo Pasolini, il quale, con lunghi editoriali, si rivelerà, anche a chi ancora non lo conosceva, personaggio scomodo, probabilmente antipatico alla maggioranza dei suoi lettori, ma sicuramente capace di brillanti riflessioni da grande intellettuale. Oggi ci manca un pensatore libero come Pasolini, capace di dire le cose con lucida chiarezza, di analizzare il presente e di intuire il futuro, di sottolineare i mali della società e di illuminarci sul fatto che, ad esempio, tutta la nuova tecnologia non è detto che porti a un maggiore livello di vita, a un benessere diffuso, ma che anzi acuisca le differenze sociali e limiti la libertà personale attraverso una generale omologazione verso il basso. Chissà cosa ci avrebbe potuto dire sui fenomeni di massa degli ultimi decenni, quali analisi avrebbe potuto darci se la sua vita non fosse stata stroncata brutalmente da mandanti ancora oggi sconosciuti, ma che probabilmente Pasolini sapeva bene chi fossero. Giorgio Amodeo. Flavio Vidoni.